Danni strutturali alla banchina di Pelestrina, dove sono ben visibili cedimenti e fessurazioni su cui occorre intervenire. È questa la preoccupazione, documentata anche in alcuni video, segnalata dagli abitanti dopo l'alta marea straordinaria che si è ripetuta più volte nel mese di novembre. Vorrei chiedere all'amministrazione comunale di avere più visione, più contatto con i cittadini del Pelestrina, con i problemi che noi abbiamo. Mostriamo direttamente quello che sta succedendo nel nostro territorio, cioè i cedimenti strutturali di tutta la banchina, quindi filtrazioni, e poi quello che vogliamo chiedere anche all'amministrazione comunale è di cercare di coinvolgere il Consorzio Venezia Nuova, che è il promotore di tutto questo progetto, di alzare di 3-4 pietre, quindi sui 30-40 cm. Chiesto un intervento urgente. Dopo 1,60 m l'acqua strarippa da queste parti, quindi le pompe non vanno più in funzione e quindi non servono più. Quindi abbiamo visto che la struttura del nostro territorio sta piano piano cedendo e quindi di mettere a posto le nostre rive. Anche per quanto riguarda i rimborsi promessi dallo Stato, 5.000 euro sono di molto inferiori alle richieste di ogni famiglia danneggiata. 5.000 euro per ogni famiglia, ma 5.000 euro non servono, cioè sono pochi per noi, perché 5.000 euro è solo una cucina che ti vai a prendere, poi elettrodomestici eccetera, si supera i 7-8.000 euro con solo la cucina. Se mettiamo anche la camera o il bagno superiamo di lunga.